Siamo allo stand di Oppo Veneto qui a MacFruit edizione 2017, siamo in compagnia di Giuseppe Panna, assessore regionale all'agricoltura del Veneto, e Cesare Bellò, consigliere delegato di Oppo Veneto. Allora assessore, qui davvero c'è il Veneto che conta, che non si mette solo in mostra ma che fa i fatti. Beh, abbiamo visto stamattina proprio qui al MacFruit a Rimini che comunque il Veneto è tra le prime regioni italiane e anche a volte la prima regione per molti tipi di ortaggi e di frutta. Siamo naturalmente con più di 50.000 ettari a oggi tra ortofrutta e frutta a terra, abbiamo quasi 800 milioni di prodotto lordo vendibile in questo comparto e migliaia di produttori. Oggi abbiamo ribadito che comunque la Regione Veneto è al loro fianco, che sta mettendo giù un polo di eccellenza anche per lo studio delle nuove cultivar, dei nuovi prodotti, dei nuovi brand per aiutare questo mercato importante e sicuramente saranno grandi soddisfazioni per tutti i produttori. I finanziamenti sia europei che quelli ministeriali nella promozione e nella riscoperta dei nuovi prodotti e nell'internalizzazione dei nuovi prodotti sono essenzialmente essenziali per noi. Cesare Bellò, una nuova casa qui per Oppo Veneto, ma contestualmente anche un progetto importante stamattina con Coldiretti. È una nuova casa, ma poi l'obiettivo è sempre quello: prodotti di qualità in territori di qualità attraverso la salvaguardia della biodiversità in questo caso, e in questo caso facciamo sistema fra istituzioni e organizzazioni di produttori e organizzazioni sindacali per dare maggiore redditività alle aziende ortofrutticole, e credo che oggi abbiamo presentato un documento insieme, un documento congiunto che farà storia, mi auguro, ma soprattutto farà scuola in Italia nei prossimi anni. La politica cosa può fare? Qui abbiamo l'assessore Pan. La politica naturalmente può fare molto, ma prima di tutto devono essere i produttori agricoli protagonisti. Oggi lo sono stati. La politica in questo caso, come diceva l'assessore, dà una mano ai produttori nel loro percorso virtuoso di proporre in Italia, in Europa e nel mondo produzioni di qualità che raccontano una storia legata al territorio. Oppo Veneto, un esempio vincente del fare squadra di cui si parla tanto, assessore. Beh, assolutamente, un produttore da solo non va da nessuna parte, un'organizzazione in cui ci sono più produttori, ma addirittura una OP dove c'è anche un'organizzazione sopra le organizzazioni che coordina i mercati, coordina le azioni e lo sviluppo della filiera è assolutamente essenziale e importante. Non si va più da nessuna parte da soli in giro per il mondo, bisogna far squadra, tutti, politica, regione, ma anche ministero e tutti gli addetti del settore della filiera per portare a casa i risultati. Il risultato è quello di vendere il Veneto come territorio, come regione, come turismo, cultura e tradizione, ma che i nostri prodotti, bisogna far capire al mondo che i nostri prodotti sono fatti meglio degli altri, sono prodotti disciplinari e sono più salubri e naturalmente devono essere anche pagati di più. Cesare Bellò, allora conservare il reddito per i produttori e offrire ai consumatori un prodotto migliore, più sostenibile, rispettando l'ambiente. Come mondo agricolo abbiamo prima di tutto una grandissima responsabilità, perché siamo dentro ad agrosistemi meravigliosi, a partire dalle Dolomiti per finire alla Laguna di Venezia. Dentro a questo ci stanno le nostre aziende, devono lavorare sulla qualità dei prodotti, raccontare la storia del territorio. Dentro qua ci sta valore aggiunto che poi tutta la filiera può portare avanti e recepire. Io ho visto che la proposta è gradita non soltanto a noi mondo della produzione, ma è mondo dell'istituzione veneta, e di questo ringraziamo, ma è gradita anche alla distribuzione moderna italiana più attenta, perché si rendono conto che dentro qua ci sta valore in tutta la filiera anche per loro. Assessore, un ottimo lavoro quindi qui da parte di Oppo Veneto, un bel biglietto da visita. Assolutamente, mi sembra che sia anche il più bello stand della fiera, e quindi faccio un complimenti a chi l'ha organizzato e naturalmente a Cesare Bellò e a tutti i produttori qui presenti che stanno mostrando un vero cos'è il Veneto e qual è veramente il nostro cuore, il nostro pensiero e le nostre tradizioni. Allora, evviva il Veneto, evviva Oppo Veneto, grazie a Giuseppe Panna, assessore regionale all'agricoltura, e naturalmente a Cesare Bellò.